direi come prima serie. E allora adesso possiamo andare alla premiazione, in attesa della partenza della seconda serie, alla premiazione dei 400 femminili. Sempre Mariano Tagliapietra, consigliere regionale, ad ufficializzare la premiazione. Al terzo posto, con il tempo di 1:00:45 per le Fiamme Oro Padova, Eleonora Ferrara. Al secondo posto, con il nuovo personale 1:00:24, Virginia Donini, Valpolicella, Luca Totina. Ma forse non è personale quello di Virginia Donini, ma sicuramente è stato polverizzato il personale da parte della vincitrice, nuova campionessa regionale con 58,64 per la Piave 2000, Marina Giotto, che a questo punto si prenota anche per gli 800 di domani. Prossima premiazione, quella dei 400 maschili. Se si vogliono presentare al cancello d'ingresso Giovanni Grotto, Nicola Pezzolo e Luca Levon. Nella seconda serie Luca Cazzagon della Biotecno Marcona, Alberto Dal Sasso, Anatletica Feltre, Nicola Spezzamonte, Coin Francesco Quaglio, Fiamme Oro, Vitali Maslovati, Atletica Città di Padova, Daniel Turco, Bentegodi, Stefano Bernardi, Quantin Belluno, Giorgio Lovo, Città di Padova, Valentino Denardin, Dolomiti Belluno, Matteo Rossa, Feltre e Vito Petta, Fiamme Oro Padova. Si porta subito a far l'andatura quello che potrebbe essere considerato il super favorito, visto che per qualche centesimo di secondo ha perso il titolo italiano studentesco ed è arrivato secondo, che non è un demerito chiaramente. Vitali Maslovati sta guidando la gara, medaglia d'argento ai campionati studenteschi 2 giorni fa, ora va a cercare di vincere il titolo regionale. Alle sue spalle Alberto Dal Sasso e Giovanni Rossa e Matteo Rossa, due portacolori dell'Ana Atletica Feltre. In posizione di attesa anche Francesco Quaglio delle Fiamme Oro e Valentino Denardin, Dolomiti Belluno. Giorgianiero, primo tentativo 1,61 di Savano, a 8 cm dal personale, 1,69 di personale, e notevolmente rallentata l'andatura con Vitali Maslovati che sta conducendo davanti a Matteo Rossa e Alberto Dal Sasso, poi Francesco Quaglio, Valentino Denardin, Daniel Turco, Spezzamonte e Bernardi nell'ordine. Con questi gli atleti del gruppetto di testa. Aspettiamo l'arrivo dei 1500, di questa serie dei 1500, e poi andremo alla premiazione dei 400 maschili.
Ci avviciniamo, purtroppo nel display non appare il tempo, quindi non ci è possibile vedere il passaggio ai 1000 metri, che sarebbe in questo momento, ma Vitali Maslovati che sente il suono della campana, sempre al comando, tallonato dalla coppia dell'Ana Atletica Feltre, Matteo Rossa e Alberto Dal Sasso, tutti atleti capaci di grandi finali di gara, quindi assisteremo a un gran finale in questo 1500 con Vitali Maslovati che ha condotto tutta la gara fino a questo momento, tenta di allungare la coppia dei bellunesi dell'Ana Atletica Feltre che lo sta tallonando, però non proprio tanto, perché sta aumentando il vantaggio di Vitali Maslovati, allunga in questa fase e notevolmente aumentata la sua andatura, lascia sul posto tutti i concorrenti, si presenta al comando e suscita un applauso spontaneo questa azione di Vitali Maslovati, Atletica Città di Padova. E va a vincere il titolo regionale Vitali Maslovati nel 1500 davanti ad Alberto Dal Sasso, Matteo Rossa, poi Francesco Quaglio, Daniel Turco, Nicola Spezzamonte, Vito Petta e Valentino De Nardin nell'ordine. Ed ora andiamo alla premiazione dei metri 400 allievi. Alla presenza di Vito Vittorio, presidente provinciale della FILA di Venezia. Al terzo posto con 51,61 per l'Atletica Vicentina Giovanni Grotto. Secondo con il tempo di 51,10 nuovo personale Nicola Pezzolo, Fiammero Padova. E con il tempo di 51,01 nuovo personale campione regionale 2014 per la Biotecna Marcon Luca Levon. Grande duello domani negli 800 con Vitali Maslovati probabilmente, ma non anticipiamo le cose. Questo è il podio dei metri 400. Nell'alto siamo a 1,65 m, abbiamo un po' perso il corso della situazione. Ora ci saranno i 2000 siepi. Ed eccoci con Maria Elena Agostini della Libertas Samp, anche lei è un'atleta poliedrica come Alice Lunardon che abbiamo intervistato pochi istanti fa, l'anno scorso seconda agli italiani allievi nel giavellotto, oggi campionessa regionale nel lungo con il personale. Com'è andata la gara? Sì, sono relativamente soddisfatta, nel senso ho fatto di 6 salti 5 nulli, però almeno uno sono riuscita ad infilare il personale, quindi sono contenta, però ci dobbiamo ancora un po' lavorare per sistemare la rincorsa e fare in modo che ci siano meno nulli la prossima volta. Qualche problemino a inizio di questa stagione, come stanno andando le cose? Sì, all'inizio della stagione sono dovuta stare ferma perché i campionati italiani di prove multiple indoor ho avuto un problema, mi sono fatta una distorsione, quindi ad inizio anno sono stata ferma, poi anche l'esordio ai campionati regionali di prove multiple non è andato come mi aspettavo, mi sto preparando per Rieti dove non so ancora cosa farò, ma soprattutto per i campionati italiani di multiple e outdoor, spero andranno bene. Grazie a Maria Elena Agostini e facciamo anche a te un grande in bocca al lupo per questa stagione. Torniamo in diretta con le gare. Ed ora torna in pedana Giorgia Niero, secondo tentativo sulla quota di 1,65, mentre si stanno preparando le finaliste dei 100 piani.
Ancora un errore per Giorgianiero sulla quota di 1,65. ed ora vedremo il secondo tentativo di Marianna Pincin, atletica di Marca. Siamo sempre a 1,65 nell'alto e va al terzo tentativo Giorgianiero, mentre abbiamo visto il salto di uno dei favoriti del triplo maschile, Stefano Abanico delle Fiamme Oro Padova. e 13,35 per Abanico. Mentre vediamo che sono pronte le concorrenti della finale dei 100 piani femminili. In corsia 1 per il CUS Padova Ilaria Bettin. Corsia 2 per la Valpolicella Lupa Totina Abigail Ghiedu. In 3 l'atleta che ha ottenuto il miglior tempo di qualifica Emma Girardello Rodigium Team. Corsia 4 per la Bentegol di Verona Iodalis Herrera Abreu. In corsia 5 per la Libertas Tonon Vittorio Veneto Anna Maria Scarpis. Ed in 6 per la Visavano Cristiana Sette. Signori, la finale dei metri 100 allieve. Mentre è salita a 1,67 l'asticella nell'alto e c'è Nicole Arduini al suo primo tentativo su questa quota, a 10 cm dal personale. Primo errore di Nicole Arduini in questa gara, purtroppo oggi la giornata non è delle migliori, freddo, vento non aiutano certo le atlete. Gli atleti, mentre sta per iniziare anche la gara del giavellotto, poi andremo a seguire più nel dettaglio anche questa gara. E Marianna Pincin al primo tentativo 1,67. A questo punto l'atleta della Atletica di Marca è al comando della gara. Mentre c'è un gran salto di Fabio Canattari nel triplo. Biotecna Marcon, parte la finale dei 100 femminili. Regolare la partenza, metri 100, attenzione, Iodalis Abreu, Emma Girardello, Iodalis Abreu, Emma Girardello che va a vincere per il Rodigium Team, 12,81, lottando contro un muro di vento, campionessa regionale, la rodigina Emma Girardello. Tanto abbiamo visto in precedenza un 14-17 di Fabio Canattari che ha polverizzato il primato personale e in questo caso il vento forse l'ha un po' aiutato, possiamo anche dirlo. E tra poco
assisteremo alla finale dei metri 100 maschili. Si sale a 1,69 con Marianna Pincin che ha già ottenuto il primato personale con 1,67 e Nicola Arduini che ha un personale di 1,77, quindi abbondantemente alla sua portata questa misura. E andiamo a vedere la composizione della finale maschile dei metri 100. In corsia 1 per l'atletica vicentina Michele Rancan, corsia 2 per la Ristile Queen Venezia Marco Bucciol, in 3 per la Biotecna Marcon l'atleta che ha ottenuto il miglior tempo di qualifica Federico Polo, Biotecna Marcon. In corsia 4 per le Fiamme Oro Padova Riccardo Spadetto. In 5 per la Vis Adano Davide Massaro. Ed in corsia 6 per l'atletica vicentina Marco Boschetto. Seguiamo la finale dei metri 100 allievi, mentre purtroppo comincia a piovere e il vento è contrario. Partenza regolare mentre c'è una defezione in corsia 2 e si fa vedere subito Federico Polo della Biotecna Marcon che va a trionfare con il tempo di 11,19 in queste condizioni. È un gran tempo, signori, direi di applaudire. Marianna Pincin che ora deve lottare anche contro le avverse condizioni atmosferiche. E sotto il diluvio, ma riparati dalla copertura della tribuna dello stadio Chiggiato di Caorle, abbiamo Marina Giotto che è la campionessa regionale dei 400. Ti conosciamo, raccontaci un po' innanzitutto la gara come è andata e poi vogliamo sapere un po' questo tuo ritorno che ci racconterai all'atletica. Sì, la gara è andata molto bene, sono partita un po' più convinta del solito, infatti mi sono migliorata di 1,5 secondi, avevo 1,00,1 e alla fine sì, ero seconda agli ultimi 100 metri, però sono riuscita a raggiungere l'avversaria e superarla e chiudere abbastanza bene. La stagione è partita alla grande, tu però l'anno scorso com'è andata la stagione? Ho fatto sempre i 400, gli 800 e poi ho chiuso la stagione agli italiani con i 400 ostacoli e mi sono piazzata 13esima con 1,06 e 6. È stato un ritorno quello dell'anno scorso il tuo all'atletica o no? Sì, adesso piano piano mi sto migliorando, sto cercando di dare tutta me stessa, mi sto impegnando, mi sto allenando molto di più dell'anno scorso e volevo ringraziare anche il mio allenatore, i miei genitori e tutte le mie compagne. È una cosa abbastanza diffusa che nell'atletica possa succedere di lasciare per un periodo e poi ritornare. L'amore insomma c'è sempre e quindi si tende a ritornare. Tu per il tuo futuro, per quest'anno, per questa stagione, senza andare troppo avanti, che cosa ti auguri, cosa cerchi? Spero di migliorarmi sempre e sì, io amo l'atletica, è lo sport più bello e cercherò sempre di praticarlo e continuare, di migliorarmi sempre.
Allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Questa era Marina Giotto della Piave 2000. Torniamo con la voce di Beppi Zuin sulle gare che per il momento vediamo si sono interrotte a causa dell'acquazzone qui a Caudine. Supera anche 1,69 Marianna Pincin. Si vede che le avverse condizioni la stanno caricando nel modo giusto e quindi nuovo personale per Marianna Pincin dell'Atletica di Marca. Vediamo a quanto andrà l'asticella, presumo 1,71, ecco, infatti così è. C'è una ragazza che ha corso i 400, Eleonora Ferrara, che si è ritrovata dentro al suo zainetto un paio di scarpe che non sono le sue, verdi. Ci sono delle scarpe verdi, se qualcuno avesse può controllare. Il portascarpe non ha nome, però è un portascarpe della Nomads, mentre sì, ha superato Nicola Arduini, ha superato l'1,71, quindi se qualcuno può controllare se ha lo zainetto sbagliato delle scarpe, perché la nostra Eleonora Ferrara si ritrova con un paio di scarpe che non sono le sue. E Marianna Pincin fallisce il primo tentativo 1,71, ma non demorde perché ha ancora due possibilità. Per la premiazione dei metri 1500 femminili, Ilaria Fantinella, Laura De Marco e Anna Dalmagro nei pressi del cancello d'ingresso. Ora ci saranno i 2000 siepi femminili, serie unica e atleta unica. Non si può fare gara mista perché le altezze sono diverse, quindi Marianna Pincin, terzo tentativo. Non era proprio impossibile, e l'applauso è per Marianna Pincin che si è migliorata ben 2 volte in questa gara nonostante le avverse condizioni atmosferiche, e vediamo Nicola Arduini cosa chiederà o se si accontenterà, date le condizioni, di vincere il titolo con 1,71. Dicevo dei 2000 siepi, un'unica atleta in un'unica serie. Dovrebbe partire tra poco Francesca Comiotto della Piave 2000. (1,75), sale l'asticella a 1,75, mentre è iniziata anche la gara del giavellotto maschile. Purtroppo non è in funzione il tabellone, quindi non ci è dato
sapere i risultati. Dalla campionessa regionale dei 400 al campione regionale è Luca Lebon della Biotecna Marcon, sorridente, è stata una grande gara. Il tempo e la gara come sono andati? Molto bene, ho fatto il mio personale nei 4, ho fatto 51,01, quindi non ci vuole tanto andare sotto i 51, e è bene perché io non sono abituato a fare questa distanza, la mia specialità sono gli 800 metri e oggi ho vinto proprio di un soffio perché il mio avversario era proprio vicino a me. Quindi sono contento, ma anche lui può essere contento. La stagione è partita alla grande, detieni anche dei tempi importanti, insomma stai veramente macinando quest'anno. La prima gara dell'anno su pista ho fatto 1,56 basso negli 800, quindi veramente una bella gara. Adesso domani avrei gli 800, quindi punto a fare una buona gara, punto al titolo. E quindi la gara di oggi doveva essere un test in previsione della gara di domani, però si è confermata essere anche una buona possibilità a fare anche i 400 in futuro, perché è una gara a cui comunque ho delle possibilità. Senti, raccontaci di te, anche perché siete giovani, siete allievi, è un'opportunità per conoscervi questa. Come mai l'atletica, come è partita, come è iniziata questa passione? Io ho sempre amato correre fin da quando ero piccolo, è da 8 anni ormai che faccio atletica. Ho iniziato da esordiente con un po' di risultati in provincia, però insomma il vero boom è stato durante l'anno dei cadetti, quando ho fatto il minimo per gli italiani nei 1000 e la migliore prestazione nei 2000, poi l'allievi è stato un buon anno il primo anno e quest'anno c'è la conferma negli 800. A Marcon con la squadra in oro le prospettive ci sono, le possibilità ci sono tutte per arrivare ad alti livelli e a grandi competizioni. Sì, la mia società offre tantissimo, è proprio una società molto forte, abbiamo un sacco di potenziale, un sacco di atleti che hanno veramente tanto da dare e quindi sono contento di fare parte di questa società. E anche a te, come alle atlete che abbiamo intervistato prima, un grandissimo in bocca al lupo. Un grande in bocca al lupo anche a te. Grazie mille, grazie mille. Ed era Luca Lebon della Biotecna Marcon, campione regionale dei 400. Torniamo con la voce di Beppi Zuin. E vince la gara, campionessa regionale 2014 con il tempo di 4:43,94 per l'Atletica Feltre Ilaria Fantinelle. C'è ancora un tentativo per superare l'asticella a 1,75 per Nicole Arduini. Conclude così la sua gara con il titolo di campionessa regionale. Nicole Arduini avrà molti impegni nelle prossime settimane, mentre vediamo che si sta preparando per la partenza Francesca Cognotto, che farà gara solitaria nei 2000 siepi alla ricerca di un sostanzioso miglioramento del suo 7:19:46, che è il tempo con il quale è iscritta a questa gara.